Amici bellini, in attesa del Twix ufficiale, perché deve sempre arrivare quello, poi la presentazione, insomma ci divertiremo, saranno giorni belli caldi e emozionanti anche. Dobbiamo parlare della questione capitano, perché probabilmente ci troviamo di fronte a dover fare una scelta, e mi avete chiesto in tanti sulle parole di Giuffrida, che poi è Giuffredi, e quindi cominciamo. Sono antipatico perché vengo. No, quello però, come lo dico io, è tipo. È siciliano, non è pugliese. Non lo so fare, quindi ci devo studiare. Jolly R66G. Benvenuti su tutti sul canale. E dai, io devo sempre tenere presente che ci sono i nuovi iscritti e non sanno come la penso e come ho detto, perché non si possono fare 110 conferenze e non si possono recuperare 110 video. Voi lasciate i like, perché la nuova era comincia effettivamente quest'anno, non è cominciata l'anno scorso come annunciato, ma inizia quest'anno e dobbiamo probabilmente partire da un nuovo capitano. È innegabile la situazione, perché che si venda o meno, come fai poi? Come viene rispettato nello spogliatoio e bisogna fare delle scelte. Quindi dico a quelli che magari non mi seguono da una vita, e chiedo scusa agli eroi che mi seguono sempre, io lo chiamo Giuffrida, ma è un modo mio di chiamarlo senza dire il suo nome. Molti scrivono, ma si chiama Giuffredi? E vabbè, lo so bene. Però andiamo a vedere, perché ieri è stata una giornata campale tra l'Here We Go di Romano, che ha scatenato tutte le reazioni che si potevano immaginare, e un Giuffrida che praticamente a ruota libera ha detto delle cose, forse troppe cose. Ci spostiamo e vediamo. Tra l'altro ha parlato anche degli altri assistiti, ma in particolare lui parte da Di Lorenzo, rimette in mezzo la questione di quella sostituzione che inopportuna. Sono convinto di quello che dico, comunque inopportuna, non sappiamo cosa c'è dietro. Però Giuffrida dice che, lo dice chiaramente, dice che Calzona si è prestato a un diktat della società, quindi che questa scelta poi di far prendere fischi a Di Lorenzo, Giuffrida dice a 3 minuti dalla fine, era l'85esimo, quindi in totale 10 minuti se vogliamo essere precisi, ma sono d'accordo che non ti cambia la partita togliere Di Lorenzo e mettere Mazzocchi, era una cosa decisamente evitabile, e Giuffrida attacca la società per questa scelta, non attacca Calzona dopo averlo attaccato Calzona, perché ha detto uno della scuola media che allena all'università, tutta una serie di cose antipatiche. E quindi su Di Lorenzo lui dice no, ha scelto perché se non sente la fiducia, se ti hanno detto che è cedibile. E però cominciamo a sgamare tutta una serie di contraddizioni, prima di tutto perché lui ha anche altri assistiti, e allora se il Napoli ha detto semplicemente sono tutti cedibili, il che è una frase che dice sempre De Laurentiis, quindi non dovrebbe sorprenderti e non dovrebbe far scatenare nessun tipo di reazione. È cedibile Di Lorenzo, è cedibile Mario Rui, come è cedibile Politano, come è cedibile Osimhen, che ha appena rinnovato per cederlo, come purtroppo è da considerare cedibile Kvara, che piaccia o no, perché se arriva l'offerta tu, al di là del fatto che devi prendere i soldi, non puoi pareggiare quello che sarà l'ingaggio che gli offrono a Kvara. Quello è il problema più grave. Ma tutte queste cose avvengono o non avvengono se c'è mercato. Andando a fare una leggera cronistoria su Mario Rui, lui dice io ho imparato che è inutile tenere i giocatori in un ambiente se controvoglia sia da un lato che dall'altro, e ricordiamoci Mario Rui, lo scontento tra gli scontenti, tutta una serie di cose che Giuffrida diceva durante l'anno, e questo è uno. Poi però su Politano resta a Napoli. Di Politano non si è mai parlato perché non c'è nessun tipo di problema, perché sta bene qua, quindi è inutile parlare di Politano. Io lo leggo, Politano non ha mercato, non ci sono squadre che lo vogliono, quindi ha appena avuto il contratto che gli ho fatto avere e si deve godere i soldi così. Poi ci sarà tutto un discorso tecnico da fare. Politano con Conte dove lo metti, che tipo di ruolo può avere, diventa il più pagato della rosa, quindi attenzione, anche
anche a queste cose qua, perché se si parla di cambio di capitano, lui dovrebbe essere tenuto in considerazione, paradossalmente, però bisogna vedere se diventa centrale per Conte o meno. Dopodiché Foloruncio, il Napoli ci punta e ci crede tanto, credo il suo futuro sarà sicuramente a Napoli, quindi come vedi ci sarà qualche altro giocatore che continuerà a giocare nel Napoli tra i miei assistiti. Non vuole dire che se c'è uno che non vuole più rimanere, quindi i rapporti, come l'hai scritto, ma i rapporti si rompono, ci ammazziamo. Ce ne saranno altri, credo che nella vita tutti siamo utili, nessuno è indispensabile. Perché il Napoli, dopo tutte le cose su Di Lorenzo, lancia una nota ufficiale, tant'è vero che tutti aspettavamo il tweet di Conte. Probabilmente oggi è giornata di Champions, domani è domenica, che significa anche domenica lo può annunciare, ma tutti si aspettano a questo punto lunedì. Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che per l'ennesima volta in pochi giorni il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l'obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione. Parole importanti, parole che da tifoso che non ama Giuffredi fanno piacere, perché almeno non lo fai parlare senza rispondere mai, però qua tu dici io escludo la cessione, non c'è cessione eccetera, però tu hai anche detto che sono tutti cedibili, e sono tutti cedibili perché ti tieni a Di Lorenzo scontento e che vuole andare da un'altra parte, un capitano a cui devi togliere la fascia. Che fa? Di Lorenzo diventa panchinaro, lo metti in tribuna, te lo tieni solo per le liste, perché le liste è la cosa più importante che nessuno mai considera e che fa fare la voce grossa a Giuffredi, perché la maggior parte dei suoi giocatori sono italiani e su questo lui si basa, perché costringe i club con cui tratta a dire guarda che il valore del mio giocatore è più alto, perché lista italiana, lista vivaio Napoli, lista perché c'è anche Gaetano, quindi quello è il giochino che lui fa, che il Napoli non può fare la voce grossa perché alcuni di questi giocatori te li devi tenere. Questa è una cosa che non considera mai nessuno del mercato e invece va considerato. Di conseguenza noi dobbiamo ragionare assai su quello che deve essere il prossimo capitano e capire se effettivamente lui sta facendo la voce così perché ha già un accordo. Si parla ovviamente dell'interesse di Giuntoli, evidentemente che già aveva pensato, già si era organizzato, non potendo arrivare magari a Spalletti, ma le cose chiave del Napoli, lui va alla Juventus e se le pigli. Noi facciamo il contrario, ci siamo presi a man, poi Conte, insomma c'è stato questo scambio di Napoli-Juventinità che non si capisce e dobbiamo capire questa storia dei capitani. Voi potete dirmi la vostra, guardiamoci nell'anima con i giocatori che abbiamo, volendo escludere che magari un giocatore che arriva in questa sessione di mercato già possa essere fatto capitano, a meno che non arriva un uomo di Conte di cui Conte si fida, lo fai capitano e quindi diventa il tramite, un po' come poteva e doveva essere Anghissà per Garcia. Non proprio, non lo è stato, come poteva esserlo Lobotka con Calzona. Esistono i leader tecnici, esistono i leader semplicemente di spogliatoio. Juan Jesus è uno di questi, lo abbiamo visto, lo abbiamo capito che è molto rispettato nello spogliatoio, o comunque ha quell'influenza e quel carisma di dire la sua a prescindere da chi sia il capitano in pectore, e quindi ci dobbiamo ragionare. Cercavo anche tra l'altro non fatemi dimenticare che Giuffredi alla nota del Napoli risponde ulteriormente: prendo atto della nota a nome del presidente, vorrei ricordare a tutti, De Laurentiis compreso, che le nostre azioni e le nostre decisioni scaturiscono inevitabilmente dalle sue dichiarazioni. In data 19 maggio, in occasione della conferenza, lo stesso patrono ha dichiarato pubblicamente tutti i giocatori non escluso, compreso Di Lorenzo, fossero cedibili. Pronunciò testuali parole: tutti cedibili, bisogna vedere chi se li vuole comprare. Che è verissimo, è una cosa che mi sentite dire spesso, ma vale anche allora per Politano, amore mio. E allora fai la voce grossa anche per Politano, perché Politano non si rizela
È chiaro che sono successe altre cose, è chiaro che tu magari hai l'opportunità di prenderti una bella commissione da qualche altra parte e stai puntando i piedi. Contemporaneamente dobbiamo riflettere su Di Lorenzo. Di Lorenzo, vuoi rimanere a Napoli o vuoi veramente andare perché non ce la fai più, è stato troppo per te? La dicotomia tra la grandissima stagione e la bruttissima stagione, dove ti sei sentito evidentemente responsabile, dove te ne hanno dette di tutti i colori, e ci siamo. All'indomani di queste dichiarazioni, continua Giuffredi, iniziarono colloqui individuali del nuovo direttore sportivo Giovanni Vanno con tutti i membri della rosa. Ebbene, anche in quell'occasione a Di Lorenzo fu ribadito lo stesso concetto: se fosse pervenuta alla società un'offerta congrua sarebbe stata presa in considerazione e conseguenza valutata la cessione. Allora mi chiedo, a fronte di un simile atteggiamento così chiaro nella volontà di volerlo cedere, una posizione così drastica e netta, come può De Laurentiis fare dietro front e ritrattare tutto dopo 2 settimane? E qua si può ragionare sul fatto che prima non sapevi di Conte adesso, quando si infittiscono le trattative, dice: ma almeno c'è qualcuno su cui io già so di poter puntare, so che Osimhen andrà via, Kvara resta, Di Lorenzo resta, perché poi dobbiamo comprare pure, parliamo di campo, dobbiamo pigliare pure un difensore che poi diventa titolare di quella fascia, ci dobbiamo ragionare su questa cosa. Le parole fanno male più di uno schiaffo, in questo caso ha nominato il principio base di ogni rapporto, ovvero la fiducia. Questo comunicato equivale all'incoerenza allo stato puro, perché è stato scritto l'esatto opposto di quanto affermato in seduta pubblica. Al presidente De Laurentiis dico che quando si parla della vita non sempre si può tornare sui propri passi, perché anche i calciatori, e in questo caso Di Lorenzo, come ogni essere umano, hanno la loro sensibilità. È vero? Al di là del calcio giocato. Ad ogni modo vi anticipo che risponderò colpo su colpo. Perché? Perché i giornalisti ti chiamano sempre e tu hai più outlet di Laurentiis stesso, perché ti chiamano in continuazione e i giornalisti lo difendono sempre, o meglio non lo attaccano mai Giuffrida. Perché? Perché Giuffrida gli passa delle notiziole, perché i suoi assistiti evidentemente si confidano e poi lui riporta, e quindi per avere qualche esclusivo o qualche rumor, qualche pettegolezzo, i giornalisti li tutti proprio dal primo all'ultimo lo chiamano Mario, lo difendono sempre, non lo attaccano mai, una roba proprio veramente incredibile. Per quanto riguarda la situazione di Lorenzo, ribadisco che andremo avanti per la nostra strada, continuerò a lavorare per far sì che il giocatore vada via, e devi portare l'offerta della Juventus e deve soddisfarci economicamente, non c'è altra strada. Ho cercato poi nel frattempo tutti i momenti nella storia, perché non è la prima volta che succede che devi vendere un capitano o che devi cambiare fascia di capitano per quello che succede. L'Inter non cambia, vi ricordate la storia di Skriniar che doveva fare il rinnovo, poi si infortuna, resta capitano, però alla fine non gioca mai. Quella volta in cui era Icardi capitano e fu messo Andanovic perché ci furono tutte le polemiche con Icardi e c'era Spalletti, e fascia poi a Brozovic perché giocava sempre. Donnarumma, la mossa del Milan per convincerlo a rimanere, gli danno il rinnovo di contratto e la fascia di capitano per convincerlo, ma poi sappiamo come è andata a finire. E poi cercavo sui capitani della Juve e leggo Thiago Motta firmerà, Motta e Di Lorenzo, contatti WhatsApp, male proprio. Insomma ragazzi, prendiamo una decisione, perché qua la sensazione, come la stanno avendo anche altri, è che è destinato Rachmani ad essere capitano. Si può pensare di solito, quando il portiere è di grande influenza, che può esserlo anche il portiere. Altro grande dubbio: Conte in una intervista disse si può sbagliare la moglie ma non si può sbagliare il portiere e il centravanti. Qua ci stanno dicendo che lui punta su Meret. Aspettiamo di capire come si evolve la situazione, ma non farei Meret capitano, non l'ho mai visto di un'influenza sulla squadra e di poter poi parlare con l'arbitro. Capitano portiere non mi piace proprio, perché devi lasciare i pali per parlare con l'arbitro, non la vedo ideale. Quindi nemmeno Contini, nemmeno Idasiak, Gollini che se ne va, no. Difensori, escludendo Nathan, Juan Jesus teniamolo presente, potrebbe essere un capitano in pectore, che magari però non gioca tutte le partite, quindi comunque devi avere un vice capitano forte. E poi c'è la questione Mario Rui, che come anzianità ci siamo, però è anche roba di Giuffredi, e a quel punto come la mettiamo nome? Rachmani secondo me è il più adatto, Oliveira non lo so. C'è anche la questione lingua, servirebbe uno che parla italiano con gli arbitri, che può parlare in italiano nello spogliatoio e parlare con tutte le zone del mondo. Di Lorenzo lo escludiamo. Mazzocchi è il nuovo
arrivato, però da napoletano potrebbe rappresentare una soluzione affascinante. Ostigard vuole andare via, non credo proprio. Demme lo abbiamo salutato, Traoré lo abbiamo salutato, Zielinski, che doveva essere probabilmente capitano, lo abbiamo salutato, Cajuste non direi, Lindstrom non direi, Dendoncker nemmeno. Lobotka, ecco, molti dicono Lobotka. Mi piace l'idea del centrocampista che sta al centro del campo e può arrivare nelle varie zone, segue l'azione a prescindere. Preferisco il centrocampista all'attaccante o al difensore, però non lo so come si esprime nello spogliatoio, non lo so in che lingua parla con tutti, non lo so, anche sa, è un altro mistero, perché potrebbe esserlo, mi sa di uomo rispettato che parlava nello spogliatoio. Questo ci potrebbe aiutare il film a capire quanto è rispettato un personaggio nello spogliatoio, però anche sa potrebbe rispondere a offerte, si legge offerte della rabbia, pensiamo sempre a quella cosa della Juve, che la Juventus si piglia tutti quelli là che poi sono scontenti al Napoli. E in attacco Simeone sarebbe un grande capitano, ma probabilmente da panchinaro o da possibile ceduto non lo consideriamo. Idem Osimhen, Politano, ve l'ho detto, è un'opportunità, però dovrebbe essere titolare. Ngonge appena arrivato. E Raspadori sì, Raspadori è uno che se lo metti al centro del progetto, se gli trovi una posizione da titolare, è un futuro capitano. È molto giovane, però lo sappiamo che ha la testa sulle spalle. E poi l'opportunità, ecco, in stile Donnarumma, tu gli offri non solo un rinnovo di contratto adeguato, cono senza clausola per poi potertelo vendere come vuoi tu. Però dare la fascia a Kvara sarebbe un bel segnale. Il problema è quello che vi ho detto prima. Kvara non credo che stia parlando in italiano e lo vedo più essere un leader proprio tecnico, cioè che gli dai il pallone e ti fidi, ma poi parlare delle cose lo vedo capitano della sua nazionale, ma nel Napoli non lo so, non lo so, sarebbe simbolico, ma non so quanto funzionale. Calzone non l'abbiamo manco salutato, vabbè. Quindi brutta storia, non è la prima volta che succede, non sarà l'ultima nella storia del calcio, e va risolta più presto. Probabilmente una di quelle cose che Conte al momento in cui entra nello spogliatoio e comincia a conoscere i ragazzi, un po' i colloqui con Mann già possono dare una mano a decidere chi deve ereditare questa fascia, però è un momento importante perché poi si stabiliscono le gerarchie, si stabiliscono gli equilibri che servono in uno spogliatoio ed è una cosa da fare al più presto. Io per me l'ho detto, cioè prendi tutti i giocatori di Giuffredi, li fai un sacco e li porti via se hanno delle offerte e quindi ti liberi di una figura ingombrante. Io l'ho scritto spesso e dico: com'è possibile che De Laurentiis manda a fanculo chiunque nel mondo del calcio che lo meritino o meno, ma non rispondono mai a Giuffredi, libero di dire la qualunque e tornano sempre sui suoi passi. C'è qualcosa sotto che non mi convince e che non riesco a spiegarmi. Adesso la risposta con quel titolo c'è stata, ma altre volte è successo, poi sono tornati sui loro passi. Giuffredi che dice: no, ma noi siamo così, ogni tanto litighiamo, ma poi c'è stima, ritornano indietro sulle cose loro. Però poi avevi detto: no, ma Di Lorenzo abbandonare il Napoli in una stagione del genere sarebbe da vigliacchi, e poi mo te ne vuoi andare. Allora non è più da vigliacca, no, ma la colpa è del Napoli che non ti ha dato fiducia. C'è qualcosa di losco, di fumo, c'è del fumo, c'è una coltre di fumo che non riesco a diradare e lo sapremo, penso, presto, lo dobbiamo capire presto, perché si devono mettere le basi di una stagione tranquilla, si dovrà cambiare molto e anche proprio a livello di atteggiamenti, e quindi servirà un capitano serio, importante. E state tuned, godetevi la finale di Champions, magari ne parliamo domani. Io c'ho un po' il che fare, ma va bene così. E dai, che io ve li ho espressi i miei dubbi sul Conte allenatore del Napoli, i pro e i contro li abbiamo espressi.
però dà una scarica di adrenalina importante, lo avete notato già, che non è arrivata nemmeno l'ufficialità del Napoli, ma l'Here We Go, che ha una potenza mediatica incredibile, ha già fatto scatenare tutti gli sfottoi contro sfrottoi, e io mi sono preso la mia buona dose, anche perché è giusto, io ho detto che non ci credevo, pur riconoscendo la voglia di De Laurentiis di prenderlo, io ero convinto che Conte avesse altre idee, quindi per questo forse che non mi prendo collera quando dal nord dicono quello non ha avuto affare, non l'ha voluto nessuno, e secondo me è vero, ma non è un problema per me, ecco, sono sereno anche se non l'ha voluto nessuno, perché non fa niente, può funzionare lo stesso, e speriamo che tutto si incastri alla grande, e cerchiamo di essere sui social un pochino più prudenti, un pochino più in attesa, meno trancianti, perché ecco, non volevo fare un altro video su Kvara, ma ho letto di Auriemma che dice di Kvara ne trovi a bizzeffe, non so come ha scritto, di Kvara se ne trovano ovunque. Non mi interessa se tu volevi dire che di fronte a un'offerta, sappiamo tutti come va il calcio, ma una frase del genere, se la legge Kvara, se la legge il suo procuratore, dai una scusa per lasciare Napoli senza alcun rimpianto, e invece no, possono lasciare Napoli, è giusto che lasciano Napoli quando devono spiccare il volo e aprire le ali, ma almeno devono rimanere con un buon ricordo di noi, dei tifosi, della stampa e dell'ambiente. Invece se tu dici di Kvara se ne trovi ovunque, dappertutto, è proprio questo il male del Napoli, che ti lascia questo retrogusto amarissimo, e non ce la faccio. Quindi attenzione, perché questi leggono tutto e poi dopo ne paghiamo le conseguenze. Da New York, Valerio Fluido, è tutto. I like, perché vi siete dimenticati, lo so, vi ho visto.